Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince. Torniamo a parlare di economia, in particolare del settore energetico. Ci sono delle grandi opportunità, lo vedremo tra poco, in particolare riferendoci alle cosiddette comunità energetiche, ma partiamo con ordine. C'è stato un periodo in cui le aziende si sono trovate in estrema difficoltà proprio per il caro energia, non è ancora finita questa emergenza. Diamo il benvenuto all'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Benvenuto, assessore. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Innanzitutto è un piacere averla qui, è nostro ospite, grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevamo, guardiamo proprio una notizia pubblicata sul nostro sito veronadaily.it di quest'estate. Eravamo al 30 agosto 2022 e lei diceva la situazione è drammatica, proprio in virtù di prezzi che erano andati assolutamente fuori controllo, sia di energia che di gas. Da allora fortunatamente sono passati alcuni mesi e la situazione si è un po' stabilizzata. Nel frattempo la Regione non è stata a guardare. Lei stesso con il suo assessorato ha messo in campo diverse soluzioni per andare incontro alle aziende. Sì, e diciamo che poi sarebbe diventata davvero drammatica se quei prezzi fossero rimasti a quei livelli. Oggi per fortuna vediamo un altro scenario, non è finita perché i motivi per cui ci sono stati i rincari non sono stati risolti, uno per tutti la guerra in Ucraina, quindi le tensioni sui mercati ci sono ancora, ma oggi viviamo una situazione nettamente migliore rispetto a quella di agosto, anche se, ripeto, ci sono ancora degli elementi di criticità. Noi siamo intervenuti subito, come spesso ahimè accade negli ultimi anni, di fronte alle emergenze. Abbiamo fatto anche dei bandi rivolti proprio ai nostri imprenditori sul fotovoltaico, cioè noi abbiamo fatto una politica di interventi a fondo perduto, soprattutto durante il lockdown, la pandemia, per far sopravvivere le aziende. Oggi abbiamo, come dire, cambiato registro, nel senso che aiutiamo le aziende a dotarsi di quella strumentazione che le renda autosufficienti da un punto di vista energetico, e quindi questo è stato un primo provvedimento. E poi quello a cui accennava lei, stiamo lavorando moltissimo sul tema delle comunità energetiche, che rientrano nella visione complessiva che abbiamo noi sull'energia, declinata attraverso il nuovo piano energetico regionale della Regione Veneto, che ha come obiettivo quello di rendersi sempre più indipendenti rispetto al resto del mondo. Assolutamente, tra l'altro avevate aumentato proprio le risorse a disposizione del fondo anticrisi proprio per dare un'ulteriore risposta, diversi milioni. Ci ricorda anche quanto avete stanziato? Assolutamente sì, abbiamo fatto un ulteriore intervento di 10 milioni di euro. Anche lì è stato un intervento importante, perché abbiamo dovuto dare fondo a tutto quello che mi era rimasto in bilancio, però insomma ci sono momenti nella storia di un territorio in cui gli interventi anche straordinari servono proprio per garantire questo. L'abbiamo visto durante la pandemia, durante il lockdown. Ci sono state filiere che sono state decimate dal lockdown, e devo dire che sono stati interventi governativi e interventi nostri che hanno consentito a moltissime attività non solo di sopravvivere, ma oggi di avere una capacità di lavoro davvero importante. Tenga conto che noi abbiamo chiuso il 2022 con una crescita dei PIL che è la più alta d'Italia e con un tasso di occupazione che è il più alto d'Italia. Quindi ancora una volta va ricordato, c'è questo Veneto che ha una capacità di reazione alle crisi internazionali che nessun altro territorio al mondo ha. Diciamo che la Regione Veneto ha avuto anche il merito di essere una tra le prime a dotarsi di una legge proprio sulle comunità energetiche, proprio per incentivare questo modello a cui credete moltissimo. Modello a cui noi crediamo, e crediamo così tanto che io avevo portato in giunta un progetto di legge sulle comunità energetiche, e poco dopo sono arrivati altri 2 progetti di legge delle opposizioni, e in commissione, grazie anche a un lavoro importante del presidente Marco Andreoli della terza commissione,
Certo, veronese tra l'altro. Veronese, commissione consigliare regionale. È stato fatto un lavoro di sintesi fra i 3 progetti di legge e ne è uscito un progetto che ha preso il meglio di tutti e 3. E questo è un progetto dove abbiamo messo anche una copertura finanziaria su un biennio di oltre €500.000, che serve per promuovere, quindi far conoscere questo strumento importante e aiutare l'avvio delle comunità energetiche. Oltre a questa legge bipartisan, è giusto ricordare che ci sono €2,2 milioni da fondi PNRR, quindi dello Stato, per comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Ci sono poi evidentemente gli incentivi GSE che servono perché questa produzione diventi allettante poi per il produttore, e poi io nella mia programmazione sui fondi europei ho già messo una destinazione di €10 milioni per la costruzione di queste comunità energetiche. €10 milioni a fondo perduto, che servono proprio per chi le deve fare, per aiutare a farle. È una grande occasione proprio per i comuni, perché sappiamo che di quei 2,2 miliardi di cui ha parlato, con un nuovo decreto da parte del governo, teoricamente il 40% poi sarà a fondo perduto, quindi i comuni hanno una grande occasione, e il comune, tra l'altro, sì. I municipi dovrebbero essere quei soggetti che potrebbero anche avere un ruolo di regia, no? Per tutti gli altri soggetti coinvolti, imprese, associazioni, famiglie. È esattamente così, ed è così vero quello che lei sta dicendo, che noi proprio in base alla norma che abbiamo approvato in regione, la divulgazione in primis la facciamo con i comuni, o attraverso incontri come abbiamo fatto anche nel Veronese, sempre organizzati da Marco Andreoli e dalla consigliera Sponda, anche lei veronese, dove abbiamo incontrato i sindaci, oppure lo facciamo attraverso le province che a loro volta invitano i sindaci, perché in realtà sono il nostro interlocutore privilegiato, perché conosce il proprio territorio e ha la capacità di sintetizzare delle iniziative locali che possono dare dei risultati davvero molto, molto interessanti. L'auspicio è, uno, che il governo firmi in fretta questi benedetti decreti attuativi, altrimenti non ce ne facciamo nulla, e che per una volta, visto anche l'emergenza mondiale che stiamo vivendo, se ci fosse anche una burocrazia snella sarebbe il sogno di tutti. Sarebbe il massimo, è vero, ha ragione. Chiaramente la parola d'ordine per il futuro sarà quella di rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Non è facile, sappiamo che lei comunque è impegnato anche su tutta la partita dell'idrogeno, sempre dal nostro sito veronadaily.it, una notizia del 29 gennaio, quindi recente, ha approvato il bando per i nuovi siti di produzione di idrogeno verde, e questa notizia arriva sempre da lei, assessore, quindi diciamo tecnologie miste, fotovoltaico, idrogeno. L'importante è riuscire a garantire una sostenibilità energetica che sarà sempre più non importante. si vince puntando su un'unica fonte energetica, questo l'abbiamo capito. Serve un panel che sia variegato, anche perché la crisi di uno può essere sopperita da un'altra fonte, quindi noi stiamo ragionando su più fonti. Fotovoltaico evidentemente, che è il più collaudato. Sì, anche se lì però siccome se noi dovessimo andare a vedere esattamente dove si può fare, tolto via i siti di interesse archeologico, quelli storici, architettonici, ambientali, di pregio, eccetera, resta l'orto di casa sua probabilmente, e basta. E qualche sito industriale. Però anche là, siccome abbiamo chilometri quadrati di tetti, noi dobbiamo far sì che la gente si concentri su quelli. Benissimo, ripeto, serve però sburocratizzare pesantemente e dare quelle agevolazioni per cui uno sia interessato a farlo sul tetto del proprio capannone. E allora così noi diamo una mano. Comunque noi sul fotovoltaico ci siamo, l'idrogeno, a detta di tantissimi esperti, sarà l'energia del futuro, quindi anche su questo. L'idroelettrico in Veneto l'abbiamo sfruttato tutto quello che era sfruttabile l'abbiamo fatto. Possiamo fare qualche revamping giusto per migliorare la capacità, ma di fatto i salti sono tutti sfruttati, che è stato fatto un lavoro enorme. L'eolico lo stiamo immaginando in offshore, perché noi, come tutti sappiamo, abbiamo un problema di polveri sottili, perché non c'è ventilazione, quindi non è che possiamo metterci noi a soffiare sulle pale eoliche. Quindi rimane questo, e le comunità energetiche come strumento. Mi permetto una battuta.
diciamo che da un punto di vista tecnico, tecnologico e di fabbisogno il nucleare potrebbe risolvere una volta per tutte il tema del fabbisogno energetico. Ho l'impressione, come sempre accade in questo paese, che tutti d'accordo sul nucleare, alla precisa domanda sì, ok, quando, perfetto, ok, come, sulla parolina magica dove, là si ferma tutto. Quello è, e quindi stiamo sulle energie che possiamo già da oggi adoperare. Mi permetta, in conclusione, poi la lasciamo andare perché sappiamo che insomma il suo calendario e la sua agenda è molto fitta, di ricordare una cosa che esula un po' dall'aspetto energetico. In queste ore proprio avete messo a punto un bando, un piano di aiuto anche per l'imprenditoria femminile, che comprende per la prima volta anche le professioniste. Applausi sono arrivate a Verona dal gruppo Api Donne di Confini. Qui vediamo la presidente Smaila sul sito Verona Economia, ma anche Confartigianato, anche altre associazioni di categoria, insomma, hanno fatto applauso alla Regione per questa iniziativa. Sì, perché per due motivi. Uno, perché la Regione Veneto è una delle regioni dove le donne intraprendono di più. E quindi c'è un alto tasso di donne che fanno impresa. E due, perché ancora oggi, ahimè, perché ci sono anche degli elementi culturali che sono un po' difficili da disinnescare, per una donna è più difficile rispetto a un uomo fare impresa e creare lavoro, creare ricchezza. E allora noi, quando io se posso lo faccio ogni anno, è il mio 8 marzo questo, ecco, invece di fare, come dire, striscioni, manifestazioni, gli articoli cucciolotti sul giornale, tutto bello, però insomma io credo che serva molto di più mettere nelle condizioni le nostre donne imprenditrici a fare impresa. E devo dire che ha sempre avuto un successo enorme. Adesso partiamo con questo plafond, vediamo come va e siamo disponibili anche eventualmente a integrarlo con ulteriori risorse. Chiudiamo davvero da dove siamo partiti, quindi dal tema energetico. Molti sindaci ci seguono in questa trasmissione. Se lei dovesse fare un appello non solo ai sindaci ma anche agli imprenditori che vogliono investire un po' nelle risorse energetiche, nelle comunità energetiche, dicevamo prima, è il momento di farlo questo. È il momento di farlo, ripeto, aspettiamo la firma che dovrebbe arrivare a giorni. Speriamo. Dei decreti attuativi, non si capisce che cosa li freni, perché voglio dire, è un'emergenza conclamata, no? Ed è un'emergenza, è un'opportunità straordinaria. Fatto quello, io lo dico ai sindaci, approfittiamo di questo strumento perché ci sono, oltre agli incentivi, ci sono anche risorse della Regione che vi aiuteranno proprio cash nel costruire queste comunità energetiche. Quindi è un'opportunità davvero straordinaria, non solo per l'immediato, ma se la guardiamo anche a medio e lungo termine, in prospettiva, per dare finalmente più autonomia energetica a questa regione, nell'attesa che arrivi poi l'autonomia delle autonomie. Esatto, anche qui ci sarebbe un capitolo da aprire, no, sull'autonomia differenziata. Mi permette allora una parentesi, perché notizia, insomma, l'iter è iniziato per l'autonomia differenziata. La Lega ha avuto, diciamo, un grande risultato perché Salvini, anche il vostro leader, insomma, l'ha promesso, no? È partito un percorso, sì. Durerà qualche anno, però dicevamo finalmente dopo sì, quel io spero referendum che duri meno di qualche anno, perché è già durato troppi anni, francamente. Ma questa, guardi, mi permetto di sottolineare che non è la vittoria di un partito, di un movimento. Questa è la vittoria di una regione, è la vittoria di un territorio, è la vittoria di un paese. Cioè, se si capisse qual è l'opportunità straordinaria che abbiamo con l'autonomia, io se fossi un meridionale sarei il primo tifoso dell'autonomia. Perché la domanda è, ma in questi anni in cui c'è stato questo sistema centralista, romano-centrico, il divario fra nord e sud si è ridotto o è aumentato? È notizia di ieri, l'Istat ha dato la notizia che c'è una fuga dalle regioni del sud verso le regioni del nord di moltissimi giovani e verso l'estero. E la regione che ha più cittadini che escono per trovare lavoro è la Campania. E dico, ma io se fossi un campano, anziché mettermi là a fare, no, certo. Sì, ecco, per dire che l'autonomia non funziona, io sarei un tifoso dell'autonomia. E dico, fino adesso questo sistema è stato fallimentare e proviamo un altro sistema che è già stato provato da paesi come la Germania, come gli Stati Uniti, che non mi sembrano proprio paesi retrogradi, quindi abbiamo già uno specchio su cui fare un ragionamento.
E invece questo è un paese difficile da riformare, è proprio incrostato. Però ce la mettiamo tutta, no? Assolutamente sì. Grazie allora all'assessore Roberto Marcato per essere stato nostro Grazie a ospite voi. questa sera. Ci saranno, ci auguriamo, insomma, altre occasioni per A rivederci. disposizione, con piacere. E noi lasciamo spazio a un piccolo spot pubblicitario e poi torniamo tra poco.